quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Senza fili che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Abbiamo il piacere e il privilegio di avere con noi questa sera Lucia Sardo. Buonasera Lucia, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Lucia, intanto grazie davvero, perché io so che in questi giorni sei impegnatissima, non solo il lavoro a teatro, ma anche continuamente in giro per promuovere, per cercare di far conoscere sempre di più quest'arte meravigliosa che è l'arte del teatro e dello spettacolo. Sì, sono... Senti, mi avete messo qua in questo trono, mi sento proprio... Perché sei una regina, e quindi le regine vanno assolutamente messe sul trono. Non so dove mettere le mani. Senti, e niente, giriamo tesoro bello. Per fortuna giriamo. Per fortuna. Opera allo Stabile che ti sta dando grandi soddisfazioni. Sì, grandi soddisfazioni, e devo dire che prima vedevo le ragazze che ballavano, dico vedi adesso una ragazza può scegliere, no? Mentre qualche anno fa, perché poi nella storia dell'umanità 50 anni fa è niente, è un ciglio che si abbassa, e le ragazze non potevano scegliere, quindi molte ragazze per emanciparsi, per arricchire la famiglia, per aiutare per la famiglia, si sposavano per procura con uomini che non avevano mai visto, quindi ragazzine che venivano dal paese, non erano mai uscite di casa addirittura alcune. Poi si ritrovavano in America, in Australia, a fare già il viaggio, che il viaggio era abbastanza faticoso, pericoloso, pericoloso, si moriva, e si moriva anche, c'erano delle malattie nella nave perché non era pulita. Lucia, e tu racconti proprio questo viaggio? Sì, racconto questo viaggio, siamo in scena 24 persone, diciamo che le protagoniste sono 8 donne, e poi ci sono tutte le ragazze bravissime, sono le allieve dello Stabile, anzi sono le diplomate della scuola dello Stabile, devo dire, delle macchine da guerra. Gli ho detto voi non siete attrici, siete macchine da guerra. Tu ami raccontare la nostra terra e quindi credo che questo lavoro ti abbia preso particolarmente. Sì, io racconto sempre, perché chiaramente uno parte da se stesso, da ciò che ha, da ciò che può raccontare. C'è poco da fare, e quindi le cose che conosco, che mi emozionano. E queste storie sono storie che abbiamo sentito tutti a casa, abbiamo una zia, una vicina di casa. Che forse abbiamo sentito poco certe volte, perché sentirle spesso aiuta a migliorarci. Ma sai che cose che non si racconta più, non si ha più il tempo di stare in casa a parlare. Una volta si chiacchierava, poi siamo nell'era della comunicazione, 200 cellulari, abbiamo della comunicazione virtuale. Ma non comunichiamo più, in realtà non ci guardiamo più negli occhi, non ci raccontiamo le storie. Sai quanta gente, quanti ragazzi non sanno la storia della loro famiglia? E sai quanto questo è pericoloso? Perché noi dalla famiglia non solo ereditiamo diciamo, l'eredità genetica, ma anche quella energetica, e conoscere qual è la nostra storia, che storia aveva nostro padre, nostro nonno, è importantissimo anche ai fini della sanità mentale, della maturazione. Se sappiamo da dove arriviamo, sappiamo sicuramente dove andare. La tua carriera com'è cominciata? Madonna, che chi se lo ricorda? Dai, esagerata, non è così. Allora, intanto ti devo dire che io da bambina, quando mia sorella mi diceva piangi, io piangevo. A comando. Però
Però non era raccomando perché ero finta, perché mi commuovevo. Allora lei mi usava, era molto più grande di me, e quindi quando venivano gli amici, i parenti, diceva: ora guardate cosa vi faccio vedere. Lucia piange, e io... Perché mi commuovevo. Già la mista interpretativa. Allora l'attore è qualcuno che percepisce le emozioni e poi riesce a rimandarle indietro, cioè prima le sente, quindi sono delle persone empatiche. Vi faccio un esempio: se io vado in un funerale, vengono a fare tutte le condoglianze a me perché piango più di tutti, mi commuovo talmente tanto, entro proprio nell'emozione. Quindi tornando alla tua domanda, cioè, sono sempre stata un'attrice, nel senso che, ma non perché fingo, perché mi commuovo tantissimo. Sei riuscita immediatamente a trovare. E quando invece hai capito che sarebbe diventato il tuo mestiere? Ma sai, è stato mi ricordo che molti anni fa feci un laboratorio teatrale e mi accadde una cosa stranissima: tutto quello che non sapevo fare nella vita normale, perché ero anche una distratta, una imbranata, un artista. Lì mi riusciva tutto bene. Che bello. Cioè, lì sapevo tutto. Questa è casa mia. Questa è casa mia, ma sai come? Per fare un esempio, l'ho sempre fatto questo esempio, e mi sembra quello che calza meglio di tutti. Ce l'hai presente un pesce che è stato sempre nella terra, quindi fa fatica a respirare, non sa muoversi, poi uno lo prende e lo mette in una bolla d'acqua. E per magia tutto diventa facile. Si muove velocemente, riesce a respirare. A me succedeva tutto, mi sembrava strano, non mi scordavo niente. Che bello, questo è un racconto veramente bello. Allora, la nostra Movida Small Orchestra, voi lo sapete, come ogni sera ha preparato qualcosa per la nostra Lucia Sardo. Io ti invito ad ascoltarli con grande attenzione, perché questo è interamente dedicato a te. Movida Small Orchestra per Lucia Sardo. Grazie. Situazioni dove porti come eroi, mica facili i tuoi ruoli, come niente li fai tuoi, già come vedi sto ammirando te. Sei l'attrice più applaudita, con un carico così di talento e di fatica. Sei arrivata fino a qui. Hanno detto solo cose vere. Ma senti, ma io non l'avevo capito, infatti dico, ma se mi chiedono che è questa canzone, dico, io non ho mai sentita. Interamente dedicata a te. Ma non immaginavo che era una canzone. Ma quanto sono bravi i nostri professori d'orchestra, come li definisco io. Me la fate sentire, mica per me, e poi la faccio sentire a mio figlio quando litighiamo. Hai visto? Me hanno fatto anche la canzone. Io sono Lucia Sardo. Lucia, ora ti presento un uomo veramente brutto, ma veramente bravo. Arriva il Mago Peppe! Buonasera, che onore, che onore.
comodi. Noi siamo una parte di pazzi, non pensate che siamo tanto normali. Allora, che onore innanzitutto. Mago, sempre numeri uno ti porto qui. Assolutamente sì, infatti ho fatto un gioco di magia disegnato proprio per la nostra ospite. Perfetto, bravo Mago. Posso procedere con l'operazione? Sì. Allora, faremo un gioco di carte. Sì. Lei le conosce le carte un pochettino? Meglio. È normale, no? Allora, queste carte sono carte normali, se non che ce n'è una di colore bianco, tutta bianca. Posso controllarla, vediamo? Sì, se veramente... Io non mi fido mai del mago, è vero. Soffia, perché di solito quando si soffia cambia. Non soffia, lui di solito non soffia, lui aspira, è diverso. No, dico, allora, vieni mago. Allora, io inviterei la nostra ospite a tenere questa carta bianca in mano e immaginare ora una carta qualsiasi che si disegna in questa carta. Oddio, va bene. Sta pensando a una carta, sta focalizzando. L'ha immaginata. Ha immaginato una carta. Sì. Allora, ora facciamo così, prendiamo questa carta bianca e la mettiamo al contrario all'interno del mazzo. Perfetto. Mescoliamo pure, quindi abbiamo una carta bianca al contrario in questo mazzo di carte. Ora, perché ho detto che facevo spiegazioni, però vabbè, c'è una carta bianca al contrario del mazzo, benissimo. Perché ho fatto questo gioco disegnato alla anche nostra noi ce lo ospite? chiediamo, perché Mago? Allora, ecco il collegamento, perché la nostra ospite ha fatto sì che ha dato vita a un sacco di personaggi. Quanti personaggi avrà fatto in tutta la sua carriera? Tanti. E allora io vorrei che pure la nostra carta prendesse vita, che pure la nostra carta abbia un'entità. Allora, lei può dire a tutti che carta ha immaginato? Che carta hai Mi immaginato? dispiace perché poi se non indovini ti faccio fare brutta figura. Ma noi non lo paghiamo, a noi conviene, non ti preoccupare. A noi conviene, perché noi non lo paghiamo. Donna, grazie. Allora, che carta hai pensato? La regina di cuori. Regina di cuori, Mago. Sto fatto fare. Come no, Mago? Lo sapevo che no. Mago, regina di cuori ha detto. La regina di cuori, perché vorrei fare la regina di cuori. Regina di cuori. Però magari la vuole cambiare in 3 di picche. Lei No, ha pensato una regina di cuori. La regina di cuori. Io ho pensato alla regina di cuori. Però in occasione si potrebbe cambiare. No, non si potrebbe cambiare. La cambiare in 3 di picche? No, io qua sono perché poi io ho sempre pensato, mi piacerebbe fare il 3 di picche. Non è così, Lucia, non lo aiutare, che questo è un imbroglione. No, l'ho pensato sempre. La prima che hai pensato qual è? Regina di cuori hai pensato. La regina di cuori, ma se il ruolo non c'è, certe volte non c'è il ruolo. Dico, fatemi fare il 3 di picche. Invece no, ragazzi, voi siete testimoni. Ma se sei mago, regina di cuori, se no, come io spero che ne vai a casa. Allora io non solo troverò come unica carta qua girata la donna di cuore. Bravo. Ma la trasformerò pure in 3 di picche. No, non è così il gioco. Tu se sei mago, là, girata, disegnata, devi fare la regina di cuori, se no niente. Ok. Mago, Signori, che fate, ne vai? Il mazzo è sempre rimasto qua. Va bene. E io non faccio altro che aprire la donna di cuori. Cuore. Non lo so. Signore, non faccio altro che aprire le carte a ventaglio. C'è solamente quella famosa carta girata. Quella bianca? Quella bianca. Vediamo se ha preso vita anche la carta. La posso guardare? Facciamola vedere in telecamera. Miracolo! Ma come fa? Ma come fa? Pensate una cosa, Mamma mia, come fa? Pensate che se mi sceglieva invece il 3 di picche, il gioco non riusciva. È per questo che sei magico! Mago Peppe, ma quanto è bravo! Allora, Lucia, prima di salutarci. Scelgono tutte le regine di cuore? No, assolutamente no. Perché veramente io ancora non abbiamo capito come fate. Ancora non abbiamo capito come fate, lo giuro. Senti, a proposito di cinema, invece, Scossa, altra grande soddisfazione cinematografica, 4 episodi. Tu sei protagonista in quello con la regia di Carlo Lizzani. E anche questa è una bella esperienza. Si rivive il terremoto di Messina, quello che fece purtroppo centinaia di migliaia di vittime. Devo dire che non è stata una bella esperienza, se devo essere sincera, perché sono stata 10 giorni sotto le macerie d'inverno senza riscaldamenti, bagnata, perché siccome c'erano le macerie e c'era la polvere, per togliere la polvere, per girare, spruzzavano l'acqua, quindi ero bagnata dalla testa ai piedi. Una sofferenza. Tant'è che mi hanno detto sei bravissima, perché a un certo punto urlavo, dice ma sei bravissima, straziante, dico sto urlando veramente, cioè non sto recitando.
È vero, e anche questo ti ha dato grandi soddisfazioni, hai girato i festival del mondo? Sì, molta soddisfazione. A Venezia ho avuto grossi... Che bello. Non lo posso dire perché mi vergogno, però... No, lo puoi dire, perché sono quelli che si merita la nostra eccellente Lucia Sardo, protagonista della nostra nave. Grazie Lucia per essere stata con noi. Ma senti, posso dire l'ultima cosa? Certo, ci mancherebbe, certo. Che vorrei che la gente venisse a teatro. Certo, ricordiamolo. Finiamo il 30 marzo. Cioè, venite a vedere La nave delle spose perché è molto bello. Non perdete questa occasione, ne vale assolutamente la pena. La nave delle spose, protagonista assoluta, una straordinaria Lucia Sardo. Non sono protagonista, grazie. tantissimi scene. Grazie Lucia.